60enne litiga furiosamente con il figlio 31enne della moglie, poi lo uccide con una fucilata. Tragedia familiare a Folgaria, la mamma della vittima riesce a scappare, l'uomo si barrica in casa e si toglie la vita. Strade di sangue, tragico schianto tra due auto all'alba a Loreo nel Rodigino, a perdere la vita una 37enne di Cavarzere. Ex Popolari, i primi risarcimenti, la Consob ha pagato i primi 40 soci che saranno rivolti all'arbitro per le controversie finanziarie, un monte risarcimenti pari a 657.000 euro. Emergenza maltempo, da Roma l'ordinanza urgente con deroghe, misure straordinarie e contributi per famiglie e imprese, nodo cruciali, i tempi per la rimozione degli alberi abbattuti. Le autostrade dà il via a un sistema sperimentale di monitoraggio sullo stato di salute dei ponti, a idearlo una start-up trevigiana. Approvata con il 65% dei voti l'ipotesi di accordo sul lavoro siglata fra sindacati e vertici di Pasta Zara, nell'intesa la rinuncia ai premi di produzione per 5 anni e la trasformazione in ciclo continuo dell'orario di lavoro di Riese. Azienda farmaceutica irlandese condannata a risarcire una trevigiana che si era sottoposta a una mastoplastica. È Piero Benvenuti, docente all'Università di Padova, il nuovo commissario dell'Agenzia Spaziale Italiana, la nomina del governo dopo le polemiche dei giorni scorsi per l'addio forzato di Battistoni. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali, questi i titoli, ma apriamo con una notizia dell'ultima ora che leggiamo online sul sito del Gazzettino, che riguarda una scossa di terremoto che è stata avvertita sulle Dolomiti e nell'Alto Bellunese alle 11:50, quindi poco più di 40 minuti fa. L'Istituto Nazionale di Vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 3.1 a profondità di soli 6 km, leggiamo nel Gazzettino. Il sisma molto superficiale è stato avvertito chiaramente dalla popolazione in una vasta area e ha interessato in particolare Cortina e Sappada, ma anche il capoluogo Belluno. Molte le telefonate allarmate ai centralini, non sono per ora segnalati danni a persone o cose. Il comune più vicino all'epicentro, Santo Stefano di Cadore. Queste dunque le prime informazioni di questa scossa di terremoto avvertita, grado 3.1 di magnitudo sulle Dolomiti, e quindi con le tante telefonate arrivate ai vigili del fuoco sia a Cortina che a Belluno. E restiamo a parlare di cronaca, ma parliamo di una tragedia familiare, una località turistica nota per i suoi impianti sciistici nel Trentino, e una tragedia familiare che si consuma in poche ore, una lite, un 60enne che uccide il figlio della moglie, poi si barrica in casa e si toglie la vita. Una lite familiare terminata nel sangue, una tragedia che si è consumata a Folgaria, paesino di 3.200 abitanti, tranquillo, una località turistica del Trentino. Tutto è iniziato con una lite violenta fra Massimo Toller, 60 anni, ed il figlio della moglie, Alessandro Pighetti, 31 anni. In quel momento la madre non è in casa. Fra i due iniziano a volare parole grosse, fino a quando l'uomo estrae una pistola, ma il giovane riesce a disarmarlo ed avvertire la madre. La situazione sembra tornata alla calma, ma non è così. Verso le 19:30 si scatena nuovamente il putiferio. I due ricominciano a litigare. In casa è arrivata anche la mamma, Renata Toller. Questa volta il 60enne imbraccia un fucile che neppure i familiari non pensavano avesse in casa, ed esplode un colpo a bruciapelo in pieno volto contro Alessandro, che muore sul colpo. La donna terrorizzata scappa attraverso una finestra. Le sirene dei carabinieri rompono il silenzio di Folgaria, che piomba in un incubo. Sul posto arrivano i carabinieri, i reparti operativi ed un negoziatore. Toller infatti dopo l'omicidio si barrica in casa, ma a nulla valgono i tentativi di aprire un dialogo con lui. Il 60enne non parla con nessuno. Intanto tutte le strade vengono bloccate per paura che possa tentare la fuga. Dopo diversi minuti interminabili, gli uomini dei reparti operativi decidono di intervenire e fare irruzione in casa, ma una volta entrati trovano 2 cadaveri, quello di Alessandro e dello stesso assassino che dopo l'omicidio si è ucciso sparandosi un colpo. Ancora la cronaca, una donna di 37 anni di Cavarzere, Cinzia Baccaglini, è morta nell'incidente stradale avvenuto le prime ore di oggi a Loreo, nel Rodigino. La vittima era la guida di una Toyota che si è scontrata frontalmente per cause in corso di accertamento contro una BMW condotta da una 32enne di Porto Viro. Nell'impatto la donna purtroppo è morta all'istante, mentre il conducente della BMW è stato trasportato all'ospedale di Rovigo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Adria.
E adesso per parlare di banche, prima di parlare di banche, ancora la cronaca e un assassino che viene condotto in carcere. Parliamo di colui che ormai 4 anni fa commise il delitto alla stazione ferroviaria Santa Lucia di Venezia, l'assassino di un portabagagli. L'assassino è stato rintracciato e condotto in carcere da Mestre. Proprio da Mestre ci colleghiamo con Ilaria Marchiori per fare il punto su questa vicenda. Ilaria. Buongiorno da Mestre. A 4 anni dell'omicidio avvenuto nella stazione di Venezia Santa Lucia, gli uomini del commissariato hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione nei confronti dell'assassino, che è stato emesso dalla Corte d'Appello il 7 novembre dopo la sentenza di terzo grado, che dunque ha definitivamente riconosciuto il quarantenne colpevole del delitto. Era il 20 novembre 2014 quando Semir Gauem fu ucciso al termine di una lite. Il responsabile fu individuato in pochi minuti e riconosciuto in Musharraf, un 40enne del Bangladesh residente a Mestre, uno dei porter che lavorano nella zona, e secondo quanto ricostruito dagli investigatori l'uomo era stato aggredito dalla vittima e poi aveva reagito sferrandogli una coltellata. Il ferito si era trascinato per alcuni metri prima di cadere al suolo. I reati contestati sono omicidio preterintenzionale e anche porto di oggetti atti ad offendere. Per i fatti in questione era stato condannato, lo ricordiamo, il 16 dicembre 2016 dalla Corte di Assise d'Appello di Venezia a 5 anni di reclusione. La sentenza poi è divenuta definitiva il 5 novembre 2018 quando la Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato e 2 giorni più tardi è stato emanato l'ordine di esecuzione della carcerazione per la parte residua di condanna, ovvero 2 anni, 4 mesi e 24 giorni. L'omicida, quando è stato rintracciato, non si trovava in casa, era in un supermercato di Viale San Marco a Mestre. I poliziotti l'hanno aspettato all'esterno per poi arrestarlo e portarlo in carcere. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Ancora la cronaca, la notizia di una violenta rapina avvenuta ieri sera, poco dopo le 20:30, in via Carpaneda a Vicenza. 2 novantenni che sono stati aggrediti, picchiati e rapinati da 3 malviventi a volto travisati. Gli anziani sono stati costretti a rimanere seduti e percossi al volto e alla testa affinché non reagissero e non gridassero. I malviventi hanno, a quanto accertato dai carabinieri intervenuti subito dopo sul posto, asportato una somma di circa 350 euro in contanti e pochi gioielli e poi si sono dileguati. La coppia è riuscita poi ad avvisare il figlio, che ha chiamato i carabinieri. Ovviamente caccia ai banditi, all'ennesima purtroppo rapina violenta in casa a danni di anziani, questa volta a Vicenza. E restiamo in certo modo a Vicenza, ma per parlare di banche, parliamo anche della Marca Trevigiana, parliamo delle ex popolari con i primi risarcimenti che sono stati pagati. Ne ha dato notizia ieri il sottosegretario all'economia Massimo Bitonci. La Consob ha infatti pagato i primi 40 soci delle ex popolari con un monte risarcimenti pari a 657.000 euro. I rimborsi riguardano i primi 40 soci che erano ricorsi all'arbitro per le controversie finanziarie Consob sulla base dello schema approvato con il decreto dignità di un risarcimento al 30% con tetto di 100.000 euro, avendo già a disposizione un lodo favorevole già emesso dallo stesso arbitro. Un'operazione che questo primo lotto di rimborsi riguarda in tutto 300 soci e quasi tutti sono di Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Entro fine novembre si concluderà l'esame di tutti i ricorsi già pendenti all'arbitro per le controversie finanziarie. Intanto, e ne ha parlato ieri proprio il sottosegretario Bitonci, c'è il nuovo emendamento del governo che interviene proprio anche sulla platea dei soci da risarcire. Sentiamo. Crack popolari, nuovo emendamento alla manovra che aumenta le disponibilità del fondo dal 2022 al 2026. Questa volta lo presenta la Lega Nord ed è volto ad allargare la platea, facendo rientrare anche chi è in possesso di quote di partecipazione, soprattutto risparmiatori di Popolare Vicenza. Inoltre si intende accelerare i tempi di erogazione, mentre viene incrementato, secondo l'emendamento, lo stanziamento finanziario per aumentare la percentuale del ristoro attraverso ulteriori disponibilità fino a 2,5 miliardi provenienti dai fondi dormienti.
Ed ora il flagello del maltempo, la nomina da ieri di Zaia come commissario dell'emergenza maltempo in Veneto e poi l'ordinanza arrivata da Roma di Protezione Civile Nazionale che in pronta porta misure, deroghe importanti e anche contributi a famiglie e aziende. Sentiamo. L'obiettivo è tornare come prima e più di prima. Comincia un lavoro che è stato di fatto già improntato e che costituisce una grandissima sfida. Le prime parole del governatore Luca Zaia come commissario delegato per il maltempo. L'ufficialità arriva con la firma dell'ordinanza da parte del capo dipartimento Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli. Da Roma 26 pagine fitte di misure, deroghe e semplificazioni. Una sfida cruciale. In passato, continua Zaia, sono stato commissario per l'alluvione del 2010. Questa di oggi però è la situazione più complicata che mi sia mai capitato di affrontare. A breve lo stesso Zaia procederà alla nomina dei vicecommissari e dei soggetti attuatori. Nel frattempo l'ordinanza arriva ai sindaci e ai tecnici del Veneto flagellato che a Longarone si ritrovano per fare il punto della situazione. 26 pagine, 6 delle quali fatte di deroghe alle norme nazionali necessarie per abbattere la burocrazia asfissiante. E il lavoro sarà moltissimo, abbiamo strade in grave dissesto, abbiamo situazioni di rischio sopra le strade, sopra i corsi d'acqua, quindi sopra i centri abitati, dobbiamo intervenire in tempi brevi. E tra i punti chiave spiccano misure nuove mai applicate. Abbiamo previsto anche una misura straordinaria perché è la prima volta che la applichiamo, quella del nuovo codice, questo contributo di 5.000 euro per i privati e 20.000 euro per le attività produttive per i primi interventi di ristoro dei danni e ripristino delle attività. Contributi una tantum riconosciuti solo nelle parti eventualmente non coperte da polizze assicurative. I commissari inoltre sono autorizzati ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata sgomberata. Il contributo può variare da un minimo di 400 euro mensili a un massimo di 900. È possibile inoltre erogare altri 200 euro mensili per ogni componente della famiglia di età superiore ai 65 anni o disabile con invalidità non inferiore al 67%. E ancora, l'ordinanza prevede la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui. Poi la partita cruciale degli alberi. Il legname rimosso potrà essere stoccato in apposite aree di deposito e per la rimozione in zone urbanizzate i commissari sono autorizzati anche a cedere il materiale ai soggetti che realizzano gli interventi come compensazione del lavoro. Inoltre potranno cedere a prezzo da stabilire il legname utilizzabile a fini commerciali o industriali. La tabella di marcia è strettissima, 3 giorni di tempo ai privati per rimuovere gli alberi nelle loro proprietà, altrimenti i sindaci agiranno d'ufficio. C'è un tema che a me è stato rappresentato, il problema del marciume e del legname. Dobbiamo intervenire prima dell'avvio della campagna invernale, delle nevicate. Tra le misure poi anche l'uso dell'esercito per il controllo antisciacalli. Unica nota stonata di oggi, l'assenza a Longarone di molti primi cittadini, come quelli dell'area del litorale colpito. Pensavo che ci fossero tutti, perché noi in Veneto trattiamo tutti nella stessa maniera. Quello che ho chiesto è di avere fiducia, non abbandoneremo nessuno. Intanto sul fronte delle opere appunto per evitare problemi in futuro parte da Saunara, il comune padovano tra i più interessati dal cantiere dell'idrovia, la proposta di completare un'opera che ha cantieri ancora aperti ma fermi dal 1966. Noi abbiamo stimato 250 milioni, 50 milioni all'anno per 5 anni. Ed è una base di partenza. 250 milioni, 50 all'anno per 5 anni per completare l'idrovia e trasformarla in un canale che possa ricevere oltre 450 metri cubi di acqua al secondo, dando più sicurezza ai territori che si trovano lungo Brenta, Bacchiglione e Muson dei Sassi, ovvero le province di Vicenza, Padova e Treviso. L'onorevole Caon ha presentato 2 settimane fa, in piena emergenza maltempo, una proposta di legge che nelle scorse ore ha trasformato in emendamento. Obiettivo: inserire subito nella finanziaria questi 250 milioni. Se qualche parlamentare veneto voterà contro, fa sapere Caon, sappia che troverà il suo volto sui manifesti che il deputato promette di far girare in tutto il Veneto. Da ieri l'ho trasformato in emendamento alla finanziaria che andremo a votare entro fine anno. Se il governo vuole aiutare davvero l'equilibrio idrogeologico del Veneto, lo dimostri, sottolineano i promotori. Un progetto che coinvolge anche 30 comuni e altrettanti sindaci che uniti sono favorevoli a far approvare il documento dal Consiglio Comunale. Ho pensato di trasformare questo canale, che oggi ha già tutto quante le infrastrutture già pronte,
hanno già le strade fatte, basta solo scavare e portare fuori l'acqua, penso sia la cosa più semplice da fare per mettere in sicurezza mezzo Veneto. Perderà quello che è la sua funzione iniziale, appunto di trasporto fluviale, ma che sarà elemento di bypass, un canale scolmatore che potrà nei momenti di piena dare sfogo alle acque nell'ambito della laguna. I vantaggi sono quelli di un'opera di difesa idraulica che avrà benefici anche per la laguna. Oggi inoltre la Giunta Zaia, su proposta di Conte, ha approvato un finanziamento di 1,5 milioni di euro per la manutenzione dei ponti, che sarà lungo a carico della Regione. E poi ci sono i ponti da monitorare dopo la tragedia di Genova, e Veneto Strade dà il via a un sistema sperimentale proprio di monitoraggio sullo stato di salute dei ponti. Parte in fase sperimentale un nuovo sistema di monitoraggio dei ponti delle strade del Veneto, ideato da una start-up trevigiana che l'ha proposto a Veneto Strade. Lo applicheremo con delle resine epossidiche e saranno i sensori, gli strumenti che ci daranno i dati e le informazioni su come si muove in tutti i sensi il ponte, cioè si muove il ponte. La sperimentazione inizierà dal ponte sul torrente Rudavoi tra Cortina e Misurina, costruito nel 2011. Pertanto il banco di prova ideale per capire se il sistema di monitoraggio sia efficace o meno. Verrà applicato a gennaio per 3 mesi e se l'esito sarà positivo si estenderà ai primi 20 ponti regionali, partendo da quello sulla tangenziale di Treviso. Noi abbiamo in gestione fra pianura e montagna 550 ponti. Dalle prove e dalle verifiche che abbiamo fatto subito dopo, già prima e subito dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, non abbiamo ponti in condizioni di critiche di crollo, però abbiamo dei ponti che necessitano di manutenzione. Già un anno fa nella legge di stabilità avevamo inserito i 15 milioni sul triennio per gli interventi di manutenzione straordinaria sui ponti. Diciamo che non abbiamo avuto bisogno di aspettare il disastro di Genova per essere sensibilizzati su questo punto. 5 milioni nel 2018, di cui 4 milioni e 7 andranno per i lavori, 300.000 euro sono stati utilizzati per il monitoraggio, 5 milioni sul 2019 e 5 milioni sul 2020, ma la mia intenzione è quella di farla diventare uno stanziamento ordinario. Ci tengo a dire che non ci sono pericoli di criticità, di crollo, sono manutenzioni straordinarie che sono necessarie per mantenere in buono stato di salute il ponte. Un controllo fondamentale per evitare fenomeni di cedimento o di collasso delle strutture e a un costo decisamente contenuto. Un sensore come questo che vi ho mostrato costa intorno ai 100 euro, quindi fate il conto, sul ponte sul Rudavoi ne mettiamo 18, quindi vuol dire 1.800 euro. Insomma. Cosa vi ha fatto dire sì? Ma ci ha fatto dire sì, il costo è bassissimo. La novità è che rispetto agli attuali sistemi di monitoraggio dei ponti, che questi trasmettono in remoto e quindi non c'è bisogno di mandare nessuno a raccogliere i dati dalle centraline poste vicino al ponte, e il fatto che ci consente un monitoraggio continuo. Il lavoro adesso, perché è stata approvata con una quota di consensi dei lavoratori superiore al 65%, l'ipotesi di accordo siglata giorni fa tra le organizzazioni sindacali e i vertici di Pasta Zara. Il testo è stato sottoposto a circa 420 aventi diritto al voto in un referendum che si è svolto nelle 3 sedi del gruppo Ariese Pio X, Rovato in provincia di Brescia e Muggia in provincia di Trieste, con uno scrutinio finale che si è svolto questa mattina. L'intesa prevede la rinuncia ai premi di produzione per 5 anni e la trasformazione in ciclo continuo dell'orario di lavoro fino ad oggi in vigore a Riese. Questo nell'ottica di uno scorporo delle maestranze legato all'accordo raggiunto con il gruppo Barilla per la cessione dell'impianto di Muggia, dove operano circa 150 dipendenti, alla società alimentare di Parma. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi torneremo alla cronaca dal Veneto. Rieccoci in studio in diretta, torniamo alla cronaca. Dalla Marca trevigiana, aggredita da un pitbull libero senza padrone mentre stava passeggiando con il suo cagnolino, è accaduto a Paese. Stava passeggiando con il suo cane in via Tommaso da Modena quando si è trovata di fronte a un pitbull libero senza padrone. La donna impaurita ha cercato subito di proteggere il suo cagnolino prendendolo in braccio, ma l'animale ha attaccato cercando di morderlo. Le urla della vittima hanno richiamato l'attenzione di alcuni residenti che hanno cercato di aiutarla facendo allontanare il pitbull. La donna, prima di riuscire a salvarsi entrando in un giardino, è stata morsa alle mani. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, giunti sul posto i sanitari del 118 hanno subito medicato
medicato la donna, trasportandola poi in ospedale per accertamenti. Tutto mentre in strada si attendeva l'arrivo del veterinario chiamato per gestire il cane in libertà. Quando il medico è arrivato sul posto, l'ha prelevato e portato al canile di Ponzano, dove si è cercato di rintracciare i padroni che fino a quel momento non si erano visti in strada. Non si sa se il pitbull fosse scappato da casa o lasciato libero. Comunque il sindaco, avvertito dall'accaduto, potrebbe entro breve emettere un'ordinanza imponendo controlli e la riabilitazione del cane. Sempre dalla Marca, la cronaca giudiziaria con un'azienda farmaceutica irlandese condannata dal tribunale perché le protesi che aveva prodotto e che erano state usate per una donna sottoposta a un intervento chirurgico di mastoplastica erano evidentemente difettose. Voleva sentirsi meglio, così aveva scelto di sottoporsi ad una mastoplastica additiva per avere un seno leggermente più prosperoso. Mai avrebbe pensato di vivere un calvario, eppure è stato così. L'intervento risale al 2003, trascorsi 5 anni, i primi problemi. La donna è costretta a sottoporsi ad un intervento di asportazione di un nodulo che, all'esito di un esame istologico, era risultato reattivo al silicone della protesi. La paziente quindi era tornata sotto i ferri per rimuovere le protesi, che risultavano oltretutto rotte, e ne erano state posizionate nuove della stessa marca. Ma anche le seconde protesi presentavano lo stesso problema. Per il terzo impianto era stato scelto un prodotto di un'altra ditta. La donna si è quindi rivolta ad un legale che ha trascinato l'azienda davanti al tribunale. Il giudice ha chiarito che la causa della rottura delle protesi fosse da attribuire ad un difetto strutturale, escludendo qualsiasi condotta impropria da parte del chirurgo della clinica privata della Castellana che aveva inserito le protesi al seno. Ha quindi intimato all'azienda di pagare un risarcimento di 25.000 euro. Ha suscitato non poche polemiche la rimozione dal suo incarico di Roberto Battistoni, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, nei giorni scorsi da parte del ministro Bussetti. Adesso però c'è il suo successore, e il suo successore è un docente padovano. Originario di Conegliano, è stato docente di astrofisica all'Università di Padova e ora è in pensione, nuovo commissario dell'Agenzia Spaziale Italiana, dopo che il ministro dell'istruzione Marco Bussetti ha sollevato dall'incarico nei giorni scorsi. Il responsabile Roberto Battistoni, infatti, nelle scorse ore è arrivata la nomina di Piero Benvenuti, 70 anni, al vertice di uno degli enti di ricerca fiore all'occhiello della scienza italiana. Benvenuti era già stato membro del consiglio di amministrazione dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, e per oltre 20 anni ha lavorato con l'Agenzia Spaziale Europea. Essendo dipendente pubblico in pensione, non può ricevere alcuna indennità per questa carica. L'Agenzia Spaziale coordina tutte le attività che riguardano lo spazio, con un bilancio di circa 1.300.000 euro. E adesso gli eventi del Natale, manca ormai poco più di un mese. Presentati quali saranno gli eventi del Natale 2018 a Treviso. Era stato uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale. Sarò il sindaco dei quartieri, aveva detto Mario Conte, per sintetizzare la volontà di mettere al centro della politica cittadina anche la periferia. Un intento che torna anche in occasione delle festività natalizie, con i quartieri che saranno coinvolti nell'organizzazione. Sia da un punto di vista di illuminazione, che vedrà l'installazione di un albero di Natale in ogni quartiere. Le dimensioni sono addirittura alti 10 metri, quindi degli alberi di Natale molto importanti. Poi ci saranno degli eventi collegati all'accensione degli alberi di Natale, quindi con il coinvolgimento delle associazioni dei singoli quartieri. Eventi nei quartieri e naturalmente nel cuore della città storica. Oltre 100 eventi per grandi e piccini, all'insegna veramente della bellezza, ma soprattutto del rispetto e della condivisione, quindi veramente per tutti, uno sforzo corale. 46 associazioni che nell'ambito di Urbecom hanno collaborato alla realizzazione di questo programma di eventi, dall'albero monumentale in Piazza dei Signori con l'accensione l'8 dicembre, seguita dal cielo da 2 droni, alla loggia incantata fino al salotto di Babbo Natale e la via dei Presepi. Una serie di appuntamenti resi possibili grazie alla collaborazione della Camera di Commercio, che ha messo a disposizione 100.000 euro. Questo vuol dire muovere economia, 20 giorni intensi di appuntamenti nella nostra città, e quindi si è condiviso con
le categorie economiche e questo progetto presentato dal Comune. Non è ancora definito il costo complessivo della manifestazione, ma l'amministrazione assicura che si tratta di una spesa contenuta, questo anche in rispetto di quei comuni vicini della montagna bellunese che stanno facendo i conti con la devastazione del maltempo. A loro andrà un pensiero concreto. Questo Natale avrà anche degli appuntamenti dedicati alla beneficenza e alla raccolta fondi proprio per queste popolazioni. È tutto per questa prima edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 17 novembre. Sul Veneto la presenza dell'alta pressione garantirà un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione infatti sarà una bellissima giornata all'insegna del sole, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Clima piuttosto freddo con temperature minime tra 1 e 4 gradi. Valori massimi compresi invece tra 8 e 11 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la previsione non cambia di molto. Anche sulla nostra regione infatti sarà una bella giornata con tempo asciutto e stabile su tutti i settori. Il cielo sarà sgombro da nubi o al massimo velato. Non sono previste precipitazioni. Temperature in calo con minime tra 2 e 3 gradi. Massime comprese invece tra 9 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione sarà una bella giornata caratterizzata dal sole, il cielo infatti si presenterà sereno o al più con poche nubi a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Clima freddo con temperature minime tra 1 e 4 gradi. Massime comprese invece tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.